ad applaudire, no? Ci scaldiamo bene le mani perché è proprio da applausi. È proprio da applausi, ecco, questa azione hanno attaccato nel momento topico della corsa, tra l'altro Mario ha saputo amministrare bene e non c'è più spazio oramai per nessuno. Guarda Mario come è anche ancora molto messo bene in bici, non è allungato. La corsa è in grado di amministrare bene il vantaggio e sta, io credo, già gioendo. Sto già assaporando il sapore di quella che sarà la seconda vittoria della stagione dopo essersi imposto il 12 marzo a San Ginese in Caseggiati che s'aprono sul tratto finale. Eccolo qui dov'è, cominciamo ad applaudire. Devono essere applausi scroscianti. E saluto al pubblico, è una grande vittoria, quella di Marc Padun! Bravo, rivolge un pensiero al cielo, poi chiederemo anche il significato di questo gesto. Marc Padun dunque, è doppietta mafiosa del Compact, sulle strade che l'hanno visto crescere. Applausi anche a Seid Linz, piazzato all'edizione 69 e testa a testa per il terzo posto su un protoncino di una quindicina di corridori. Lo sprint che vale la posizione numero 3 per Ryabushenko del team Palazzago, il campione europeo sulle gambe della montagna. Un momento davvero bello che abbiamo potuto vedere metro dopo metro dall'immagine sul traguardo. Sì, dai, attaccanti. Ragazzi, facciamo una foto tutti insieme? Ciao! Dai, mettete tutto in fila, dai! Palazzago! Una realtà d'eccellenza per il Prosecco di OCG Superiore, consegna il trofeo a lui, Marc Padun! Del Prosecco di OCG Superiore, eccolo il brindisi che tra poco faranno Padun, Linz e Ryabushenko. Seid Linz, Alessandro Ryabushenko, non sente i vostri applausi!